Benvenuti, il nostro consueto appuntamento del fine settimana, il punto, il nostro approfondimento. Oggi nell'anteprima c'è con noi il Presidente del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Benvenuto Presidente. Grazie per l'invito, un saluto a tutti i vostri telespettatori e agli amici e alle amiche siciliani. C'è attesa, no? Quando abbiamo pubblicizzato, Presidente, in questi giorni la sua presenza al punto, diciamo, c'è attesa anche da parte di chi vuole sentire le sue parole, perché questo è un momento oggettivamente complicato per la geopolitica internazionale. Lei che ha fatto il Presidente del Consiglio sa quanto è difficile mettere insieme gli interessi nazionali e farli collimare con gli interessi europei e con gli interessi delle grandi superpotenze del mondo. In Sicilia, come sa bene, c'è la presenza forte di una base militare che è quella di Sigonella, c'è il MUOS di Niscemi, insomma due avamposti degli Stati Uniti, due avamposti dei Marines americani a una guerra che di fatto è praticamente accanto casa, no? In Medio Oriente. Ma innanzitutto lei ha citato il MUOS di Niscemi. Mi permetta, ecco, di mandare un saluto a tutti la comunità di Niscemi, anche che è stata colpita al maltempo nella costa orientale, perché noi del movimento non dimentichiamo e preannuncio che tornerò presto a salutarli e a cercare di iniziare a realizzare un po' qualcosa di concreto per le loro emergenze. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, allora guardi, questo è un momento cruciale per quanto riguarda, si sta scrivendo il nuovo ordine internazionale, anzi da un certo punto di vista dobbiamo sperare che si possa scrivere un nuovo principio di ordine e di organizzazione della comunità internazionale, perché oggi gli Stati Uniti con questi attacchi insieme a Israele stanno contribuendo al disordine globale e questo sta completamente disorientando l'Unione Europea, ma in particolar modo poi l'Italia, perché Giorgia Meloni aveva investito molto su questo rapporto di subalternità con Washington, quindi ha cercato di procacciarsi la benevolenza di Trump promettendo acquisto di armi americane, promettendo acquisto di gas americano, zero tassazione ai giganti del web americano come chiesto da Trump. Addirittura quando c'è stato l'attacco in Venezuela, del tutto illegittimo dal punto di vista internazionale, ha detto che era un'opzione legittima di difesa, ha continuato ad affiancare Trump, prima Biden e poi Trump, offrendo copertura a Netanyahu durante il genocidio su Gaza, e adesso ovviamente ha detto non condanno, non condivido. Questo atteggiamento rende l'Italia adesso completamente emarginata, perché chiaramente voleva essere il ponte, la testa di ponte tra Stati Uniti e Europa, Unione Europea, ma in questo contesto gli Stati Uniti che contribuiscono e sono diventati fattore di instabilità, noi stiamo andando in difficoltà. Dobbiamo lavorare all'interno dell'Unione Europea, dobbiamo condannare gli atti che vanno contro la legalità internazionale, che li faccia Trump o li faccia Netanyahu, non importa. Non possiamo solo condannare l'aggressione di Putin, perché sennò non siamo più credibili. E allora da questo punto di vista occorre innanzitutto una chiara posizione del nostro governo, secondo ribadire che non ci presteremo a nessuna missione che sia direttamente collegata agli attacchi americani che stanno facendo in Iran. Quindi attenzione a buttarsi a dire siamo favorevoli a una missione internazionale e non internazionale. Terzo, dobbiamo assolutamente dire che le nostre basi, a partire da quella di Sigonella, non saranno in alcun modo offerte né direttamente né indirettamente per attacchi o supporto logistico a queste azioni illegali che gli Stati Uniti stanno compiendo. Gli effetti di questo conflitto in Medio Oriente, Presidente, si vedono, si stanno vedendo ormai da giorni, insomma, partiamo dai trasporti che da noi sono sempre fondamentali. Come abbiamo notato è aumentato il gasolio, sono aumentati i carburanti, subito l'aumento dei trasporti. I biglietti aerei, che sono praticamente l'unico mezzo di trasporto che dalla Sicilia porta i siciliani fuori e viceversa, diventano sempre più cari, sempre meno accessibili da chi vive una condizione di marginalità. Guardi, la situazione noi l'abbiamo denunciato da tempo. Questo riguarda la comunità siciliana, ma tutta la comunità italiana.
Se noi abbiamo 33 mesi di calo della produzione industriale su base nazionale, se noi abbiamo dei salari reali che hanno perso punti mentre nel resto d'Europa hanno guadagnato punti, quindi da noi hanno un segno negativo rispetto agli ultimi anni, se noi in prospettiva non abbiamo una crescita sostenibile che ci consenta ovviamente di mantenere il nostro welfare sociale e quindi il nostro modello sociale, e dobbiamo tagliare sanità, dobbiamo tagliare istruzione, scuola per tenere testa e fede a quelli che sono gli impegni sottoscritti da Giorgia Meloni in nome del popolo italiano, che si tratti di impegni sottoscritti a Bruxelles per il piano di riarmo, che si tratti di impegni sottoscritti nell'ambito della Nato con Trump, portando al 5% le nostre spese per la difesa e quindi concentrando tutte le nostre risorse pubbliche sull'acquisto di armi, ecco che chiaramente c'è una crisi emergenziale, una difficoltà economica, sociale che si accentua sempre più. Quindi oggi si acuisce anche per il caro carburante, ma non è che le nostre bollette prima di questo conflitto in Iran fossero quelle più economiche e convenienti in Europa, erano già le più care. Adesso sono aumentate, adesso sono esplosi anche i prezzi delle tratte aeree. Giustamente lo ricordava lei che in Sicilia come si muove, come ci arriva, ma non dico, voglio dire, al nord Italia, ma anche a Roma, come ci arriva al centro Italia, come si muove sugli altri versanti. E allora è chiaro che una famiglia siciliana oggi, e cioè chi vive l'insularità, è ancora più penalizzato. E Lei che questo governo farebbe cosa al fa? posto del Presidente del Consiglio? Che farebbe? Quale misura Noi, attuerebbe guardi, subito? l'abbiamo detto molto chiaramente. Abbiamo detto innanzitutto non ci saremmo un ritrovo. Quando mi chiedono che cosa farebbe, dovrei iniziare una lista di errori e di comportamenti opposti fatti da qualche anno, cioè dal 2022 quando si sono insediati, perché hanno fatto 4 leggi di bilancio sbagliate, ha capito? Cioè se non hanno tirato fuori nessuna misura, hanno già, quindi noi stiamo già pagando il prezzo della loro incapacità. In questo momento, però, per fermarci a questo momento, la prima cosa da fare è andare a Bruxelles, lo abbiamo detto quando è venuta in Parlamento a Giorgia Meloni, alla Presidente, andare e tornare in Bruxelles e chiede di rinegoziare il patto di stabilità e crescita. È un cappio giugulatoria, è una strettoia al collo che non ci possiamo permettere e soprattutto disattendere tutte quelle firme che sono state messe per gli impegni nelle armi, perché a noi serve investire nell'istruzione, nella sanità, contrastare la siccità che scuote la Sicilia ciclicamente e soprattutto d'estate, migliorare sui trasporti. Abbiamo detto prendete i soldi, i 13 miliardi e mezzo che avete appostato in bilancio e nei bilanci futuri per il ponte sullo stretto. In questo momento servono invece le infrastrutture viarie, ferroviarie. Se vi volete porre il problema del ponte sullo stretto, Ce l'hanno spacciato come strumento utile ai conflitti, che lo voleva pure la Nato. ma quella è la gag di Tajani, è la gag che fanno, ma quello è il duo comico, no? Quando dicono insomma queste cose sono cose ridicole che possano convincere la popolazione che è necessario perché ce l'ha chiesto la Nato. Voglio dire, ma lì veramente la politica diventa una macchietta e la politica diventa ridicola, ma siamo seri. Quello tra l'altro oggi è la Corte dei Conti che ha detto guardate, se volete andare avanti dovete rifare la gara, perché è un progetto vecchio di 10, 15, 20 anni, dovete acquisire i pareri che mancano, dovete rifare il piano finanziario, 13 milioni e 13 miliardi e mezzo non bastano. Però a parte questo che sembra una polemica, ricordiamoci che questo stanziamento è stato fatto a danno dei siciliani, hanno preso quasi 2 miliardi di fondi di coesione che erano destinati per colmare le diseguaglianze sociali ed economiche in Sicilia e li hanno buttati il ponte sullo stretto. Se poi ci aggiungi tutte le spese folli programmate per le armi, voi capite che è un governo che non sta facendo bene il bene dei cittadini. I cittadini non hanno chiesto comprateci più armi, portateci missili e carri armati perché dobbiamo inseguire i sogni di gloria della Germania.
non hanno chiesto spendete tutti questi soldi nelle industrie delle armi americane, perché così quando Giorgia Meloni incontra Trump, Trump le possa dire brava Giorgia, tu sei una delle leader più forti, più bravi, più incredibili che io possa in questo momento incontrare. C'è qualcosa che non va se oggi Trump fa queste affermazioni. Noi dobbiamo invece avere un Trump e augurarci di avere un leader che venga attaccato da Trump come Sanchez, perché Sanchez è l'unico oggi in Europa che parla un linguaggio chiaro e dice guardate, io faccio il bene dei miei cittadini, sia perché non possiamo permetterci queste spese in armi, sia perché condanniamo quelle che sono azioni illegali e si è più credibili. Se tu nella politica estera internazionale non usi il doppio e il triplo standard, i tuoi alleati possono fare quel che vogliono e i tuoi avversari invece, qualsiasi cosa fanno, sono sempre condannati e sanzionati, perché in qualche modo si vuole convincere tutti che sono i nemici su cui non ci si può sedere pure intorno a un tavolo. Senta Presidente, diciamo, andiamo alla politica di casa nostra. Questa campagna elettorale del referendum, diciamo che ovviamente noi oggi non nomineremo, però le ha dato una spinta e l'ha in più. Nominato lei però. No, io non sto parlando del referendum, parlo di questa campagna elettorale che c'è stata, diciamo, dai toni molto accesi, però diciamo, guardo anche un altro aspetto. Diciamo, questa campagna elettorale le ha dato, come dire, una spinta in popolarità personale. Negli ultimi sondaggi lei risulta addirittura più popolare di Giorgia Meloni, perché è stato sempre presente, diciamo, ha parlato a tutti indistintamente e evidentemente è stato credibile. Ora, quanto valgono questi sondaggi, queste classifiche di popolarità, ma soprattutto che cosa determinano poi anche, diciamo, in uno scenario vostro interno, all'interno del campo largo, cioè come stavano i rapporti diciamo, anche con l'altra leader di questo campo largo che è Elly Schlein? Le posso dire come stanno le cose, come le vedo io e come credo insomma molti cittadini che mi fermano per strada, che mi dicono? Cioè, quando un governo che è stato sempre all'opposizione, quando una leader come Giorgia Meloni è apparsa sempre molto coerente, molto combattiva, che addirittura insomma ha preannunciato fuoco e fiamme per difendere l'interesse nazionale, poi va al governo e finalmente, avendo una maggioranza bulgara, avendo la stabilità, come dire, più accreditata degli ultimi governi, e fa al quarto anno 4 leggi di bilancio e non c'è una misura per cui sarà ricordata questa legislatura, non c'è una misura vera a tutela dei cittadini, una misura a tutela delle imprese, e anzi addirittura continua a dire che va tutto bene mentre invece i cittadini soffrono. Pensi un po', ci sono 5 milioni e 700 mila cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese perché sono in povertà assoluta. Povertà assoluta, lo spieghiamo, non è un fatto statistico, una formula astratta, significa che non possono soddisfare bisogni alimentari addirittura, cioè il minimo per sopravvivere. E poi addirittura ci sono milioni di cittadini che non hanno neppure il salario minimo legale, che questo governo ha voluto rifiutare in tutti i modi rispetto alla nostra proposta. Allora che cosa succede? Iniziano a dire, beh, però attenzione, forse qui ci hanno fatto credere che Conte era incapace, il super bonus, i banchi a rotelle, hanno detto di tutto di più, ma alla fine che cosa, francamente, di fronte a questa incapacità di questo governo, forse allora ci hanno buggerato, ci hanno detto delle fesserie, il sistema mediatico, insomma, complice anche la maggioranza di governo che lo ha occupato, forse ha raccontato delle frottole, e allora inizia a cambiare un'onda, inizia a, come dire, muoversi, e pian piano quest'onda cresce, e allora quest'onda mi permette di dire, non per le mie capacità, per le mie come dire, abilità, perché quelle sono state sperimentate durante i governi, insomma, ognuno può giudicare, ma è chiaro che la incapacità di questo governo fa emergere come alla fine le frottole
le balle alla fine hanno vita breve ed è quello che sta succedendo. Alla fine è così. Allora Presidente, veniamo alla Sicilia. Lei ha fatto riferimento prima all'inchiesta, agli scandali, Cuffaro, Iacolino, la sanità siciliana che è sempre agli ultimi posti della classifica, poi si scoprono insomma queste magagne che fanno davvero arrabbiare tutta Italia, non solo i siciliani. Cosa si sente di dire oggi al Presidente della Regione? Noi lo sappiamo che la sanità è stata sempre appannaggio di chi governa la Regione, in questo caso il Presidente Schifani. Sono troppe forse le inchieste in Regione Siciliana? Ma guarda, io sono venuto anche in Sicilia, ho invitato questa giunta a dimettersi, perché ormai è una giunta che è letteralmente sopraffatta da scandali, assessori, esponenti della maggioranza, quasi tutti gli esponenti, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti, sono colpiti da indagini serie e alcune di queste sono già circostanziate, ci sono degli elementi, contestazioni gravi, appunto parliamo del portavoti Totò Cuffaro che viene sorpreso con intercettazioni chiare, non dobbiamo aspettare i processi, la responsabilità politica è già evidente, perché uno che si mette a dire al suo collaboratore mi raccomando questi sono i bandi di gara, falli circolare tra gli imprenditori amici e così via, le indagini, accuse di corruzione, di peculato rispetto a tanti altri esponenti, che cosa fanno capire? Che questa classe che ha il governo della Sicilia, come da buona tradizione, perché non è la prima volta, si dimostra semplicemente inadeguata perché dedita al proprio tornaconto personale, dedita a fare affari, connivente con comitati di affari per non dire peggio. E allora qual è il tema vero? Il tema vero è proprio una cultura di governo basata sul voto clientelare, una cultura di governo basata sul fatto che si va al governo per esercitare una pratica di potere, per fare affari per sé, per arricchire il proprio partito, i propri sodali, per arricchire gli imprenditori amici e creare una rete di potere connivente impermeabile e difficilmente scalfibile poi quando vai alle elezioni. Perché quando vai alle elezioni il Movimento 5 Stelle si propone, ovviamente invoca il voto libero dei cittadini e riempiamo anche le piazze, ma quello è un voto libero. Ma chi rimane a casa e chi molto spesso è un voto poi è legato in qualche modo al favore che gli è stato fatto, al parente, all'amico o dalla promessa, perché è invischiato in qualche modo in questo sistema pervasivo, clientelare di potere. E io mi rivolgo, guardi, è un problema di cultura perché non riguarda solo la Sicilia. Nordio ha pubblicato un libretto per il referendum in cui a un certo punto c'è scritto che per lui non va usato il Troia nelle intercettazioni, lo sapete, alla politica, alla casta dei politici, le intercettazioni danno fastidio. Perché danno fastidio? Le hanno ridotte a 45 giorni perché oggi i bandi di gara molto spesso sono confezionati da consulenti, giuristi, commercialisti abilissimi, sono tutti perfetti sul piano formale. E allora l'unico modo per scovare la corruzione è intercettare le conversazioni ambientali e non. Allora perché Nordio scrive questo? Perché a loro danno fastidio che i politici siano scoperti e dice guardate che il Troia non va utilizzato ad esempio quando si tratta di reati come la corruzione per modestissime mazzette. Ma allora io l'ho detto anche pubblicamente a Nordio in un incontro. Caro Ministro, è grave che tu dai questo messaggio. La corruzione è un virus dello Stato, perché che cosa fa? Corrode la macchina dello Stato, perché i servitori onesti ci rimettono, gli imprenditori onesti pensano di partecipare a una gara a parità di condizioni, invece sono già perdenti, vengono buggerati, le risorse pubbliche vengono drenate e collocate nelle tasche dei comitati affari, degli imprenditori spregiudicati. Il politico che si presta alla corruzione si arricchisce perché acquisisce finanziamenti per fare campagne elettorali, anche lì non in parità di condizioni. Allora è tutta una macchina che si avvolge. E come si fa a scardinarla, Presidente? Come si fa a scardinarla? In modo vizioso, attenzione, solo questo.
in modo vizioso. E alla fine qual è il risultato? Che oggi in Sicilia per una prestazione si aspettano mesi in più quando si poteva aspettare mesi in meno, se quelle risorse venivano destinate a migliorare il servizio sanitario. Ha capito? Non è che io ho fatto il Presidente del Consiglio, i soldi ci sono, le risorse ci sono, è la politica, la mala politica che pregiudica la massima efficienza. E allora dobbiamo scardinare tutto questo e dobbiamo, come si fa? Innanzitutto questo governo sta smantellando lo spazzacorrotti. Avevamo introdotto nel mio governo una legge, una normativa che era avanzata a livello internazionale contro la corruzione. Che cosa hanno fatto? L'hanno smantellato. Hanno abolito il reato di abuso d'ufficio, hanno abolito e ridimensionato il traffico di influenze illecite, appunto le intercettazioni 45 giorni, addirittura se oggi devono arrestare qualcuno lo devono preventivamente convocare per un interrogatorio, di modo che si prepara, si studia bene, eccetera, o addirittura se ne scappa via come stanno facendo. Ecco, questa è la concezione della giustizia secondo questa maggioranza al governo in Sicilia, al governo nazionale. Allora Presidente, siamo arrivati alla fine. Sabato prossimo verrà qui in Sicilia il Vice Premier Matteo Salvini proprio per sostenere le ragioni del ponte. Il vostro è un no secco al ponte, giusto? È inutile tergiversare. Guardi, io quando sono stato Presidente del Consiglio con molto pragmatismo ho detto: scusate, non ha senso parlare di ponte, progetti avveniristici per buttare fumo negli occhi e addirittura concentrare risorse su un unico progetto. Noi adesso come prima cosa dobbiamo migliorare le infrastrutture calabresi, siciliane, viarie e ferroviarie. Quando abbiamo realizzato questo progetto e quindi tutte le risorse devono andare lì e bisogna correre, dopo valuteremo. Noi siamo per il trasporto, quello veloce, ci sono tante treni, insomma, quello che c'è in tutta Europa e che da noi non c'è mai. Per migliorare meglio il collegamento nello stretto. Ma alla fine quale sarà il risultato? Che noi oggi non lo realizzeranno mai, è chiaro, perché non sono capaci neppure dal punto di vista amministrativo e tecnico. Ma poniamo l'ipotesi così veramente fantasiosa che questo ponte venisse realizzato. Ma oggi a un siciliano che prende la macchina o vuole arrivare con la ferrovia o con appunto i mezzi pubblici, per esempio dalla penisola in Sicilia, ci mette tantissimo tempo, è tutta una strozzatura per arrivare, poi se conquista 10 minuti, 15 minuti di risparmio nell'attraversamento dello stretto e ci mette 4 ore per raggiungere, poi 3-4 ore per raggiungere il suo luogo di residenza in Sicilia, che vantaggio è? E con questi costi del carburante, Presidente, anche quando ci fosse il ponte, credo che tanti siciliani preferirebbero non prenderla la macchina. Allora, Presidente, esatto. Grazie per essere stato con noi, la lascio, so che ha altri impegni ovviamente, allora l'aspettiamo in studio la prossima volta che verrà in Sicilia. Volentieri, volentieri. Grazie al Presidente Giuseppe Conte, noi adesso ci fermiamo, sigla, poi comincia il dibattito del punto che affronterà anche i temi toccati dal Presidente Conte in questa anteprima, subito dopo la sigla. Allora ancora benvenuti, rientriamo adesso in studio, anzi cominciamo in realtà il nostro dibattito, la nostra trasmissione dopo l'intervista a Giuseppe Conte che ha toccato delle corde importanti che riguardano la nostra Sicilia, non solo dal punto di vista politico ma anche nell'asse e nella prospettiva geopolitica. Ne dibatteremo insieme con gli ospiti di oggi, con noi in studio Raffaele Stancanelli, eurodeputato del gruppo dei Patrioti per l'Europa, collocazione destra, estrema destra, come Stancanelli? Destra. Il segretario del Partito Democratico e deputato nazionale del PD Anthony Barbagallo, ben trovato. Buonasera a tutti. Con noi oggi c'è un collega, bravissimo collega di Radio Radicale, Sergio Scandura, amico, prima che collega, che ci racconterà delle cose importanti che spesso camminano sotto traccia nel racconto
diciamo, non solo della politica, ma anche appunto di tutto quello che sta succedendo a livello internazionale. Grazie dell'invito. Ciao Sergio, perché diciamo, Sergio Scandurra sta seguendo con particolare attenzione due eventi concomitanti in questo momento, che è quello della petroliera russa che sta vagando indisturbata nel Mar Mediterraneo senza equipaggio, è colpita da un drone, quindi insomma è praticamente a motore spento, trasportata dalla forza del mare, dal vento. E ovviamente è un pericolo, perché quanti litri di carburante, quanti migliaia di litri di petrolio contiene dentro? Non mi avventurerei perché purtroppo le autorità russe, ricordiamo che è una gassiera, una metaniera che trasporta gas e batte bandiera russa, quindi è un pezzo di fatto di territorio russo che galleggia. E le autorità ovviamente non è che danno poi tante notizie, non sappiamo l'equipaggio dopo l'esplosione come ha lasciato la nave. Si sa che ci sono due cisterne ancora intatte di gas. Il gas in queste metaniere viene trasportato in un regime di criogenia a meno 160 gradi per trasportarne quanto più massa possibile. È chiaro che la nave, essendo in disuso, ha questo gas interno, fa parecchia pressione, cioè sono due enormi pentole a pressione pronte a esplodere. A questo si aggiungono gli oli pesanti, diciamo, dei macchinari e le scorte di oli che ha di suo, come ogni nave di questa stazza, sono 277 metri, più il serbatoio di carburante di gasolio della propulsione della nave. Quindi è una bomba ecologica, esatto, che peraltro, lo vedremo poi in mappa, adesso si è piazzata, trascinata dalla corrente in un'area dove c'è una selva di piattaforme petrolifere, pipelines, oil terminal e purtroppo anche il gasdotto che da Melita porta il Green Stream, porta il gas in Italia a Gela. Quindi esatto, questa è, diciamo, la fotografia della situazione. E poi c'è la questione che il collega Sergio Scandurra sta seguendo, che è tutto quello che sono le attività militari nella base di Sigonella, perché molte vengono ovviamente dette anche tramite comunicazioni ufficiali, altre non si sanno e lo sanno solo alcuni addetti ai lavori o chi segue con particolare attenzione questa questione. Di questo ha parlato anche Conte oggi in questa intervista, facendo riferimento agli Stati Uniti, a Israele. Allora io chiederei subito a Raffaele Stancarelli, che quotidianamente, immagino, nella sua attività da parlamentare vive questo conflitto, questo nuovo conflitto che inevitabilmente sta affliggendo il mondo, ma l'Occidente anche in particolare, per tutto quello che sta succedendo, proprio perché ci sono gli Stati Uniti in mezzo. Ma io ritengo che la situazione sia assolutamente critica, perché non penso che aspettavamo una nuova guerra, e in effetti non è questa più una guerra regionale, ma sta diventando una guerra a più largo raggio, che investe anche l'Italia e l'Europa. Finora l'Europa e anche l'Italia si sono tenute fuori, e io mi auguro che si tengano fuori da questo conflitto, che sicuramente può incidere in maniera negativa. Sicuramente già sta incidendo per quanto riguarda i prezzi, per quanto riguarda il costo del petrolio, per quanto riguarda l'aumento dell'inflazione, ed è questo sicuramente un fatto assolutamente negativo. E questo lo dico io senza voler difendere per nulla gli ayatollah. Io penso che chiunque sia di buon senso non può non vedere di buon occhio la fine di un regime che in una settimana ha ammazzato 30-40 mila giovani. Ecco, io questa considerazione voglio farla perché l'Italia, e non soltanto... Sì, se no poi si rischia di perdere il focus. Il tema è che questa non è una guerra né dell'Europa, esatto, né dell'Italia, né di altri paesi. Ma io volevo precisare che non è che io mi strappo le vesti se non ci sono più gli ayatollah, perché nessuno penso che possa approvare quello che loro hanno fatto in questi 40 anni e quello che hanno fatto nell'ultima settimana, 40.000 morti. Non ho visto a tal proposito nessun corteo sfilare né in Italia né in Europa a favore dei ragazzi, dei giovani uccisi. Questa, chiudo parentesi per quanto riguarda questo. Sicuramente però i regimi non cambiano a suon di bombe. Io vorrei che questo fosse chiaro, perché se dovessero cambiare a suon di bombe, ed è successo spesso nella storia, nell'ultima storia recente, Gheddafi, l'invasione della Libia, l'Iraq,
quindi i presidenti non sono buoni a seconda se siano democratici o repubblicani, sono sempre americani e gli americani sono un impero e agisce in questo senso. Allora io mi auguro, ecco, rispondo alla sua domanda, mi auguro che questa guerra finisca presto e mi auguro che nell'Europa, nell'Italia vengano coinvolti in maniera attiva. Allora, però, anche secondo quello che sta succedendo, adesso vado dal collega Sergio Scandurra, però prima voglio sentire Barbagallo, il racconto va da una parte, i fatti vanno da un'altra. Oggi tutti i giornali titolano che un drone partito da Sigonella, dalla base americana, ha colpito l'isola petroliera dell'Iran nel Golfo Persico, quindi di fatto, diciamo, qualche collegamento con l'Europa, con la Sicilia, in questo conflitto c'è, no Barbagallo? Noi siamo preoccupati per quello che sta accadendo in Sicilia. La Meloni rispetto al drone che parte da Sigonella, rispetto a queste nutritissime esercitazioni della US Navy su diverse zone della Sicilia, dall'Etna alle Madonie, alcune zone costiere, non vede, non sente, non parla. Invece noi dal governo vorremmo parole di verità rispetto a quello che sta accadendo nelle basi americane, in particolare Sigonella, ma anche in altre basi americane in Italia. E il governo è tenuto a riferire al Parlamento. Noi mercoledì, appena aprirà l'Aula, chiederemo un'informativa urgente. Lo devono sapere i siciliani, lo devono sapere gli italiani, perché Meloni in Aula, lei e Tajani hanno assicurato su un assoluto disimpegno e non utilizzo delle basi americane in Italia, però i fatti sostanzialmente la stanno smentendo. Allora Sergio, cominciamo con questa storia delle esercitazioni, anzi della base Sigonella, perché ci sono due racconti da fare, quello delle esercitazioni e quello di questo drone. Comincerei io da questo drone perché questa è la notizia di oggi, insomma la notizia che, come dice Barbagallo, ci sta preoccupando. Ecco. Tu, diciamo, probabilmente il primo o tra i primissimi, attenzione che c'è questo drone che è partito da qua, dalla Sicilia, è arrivato lì giù nel Golfo Persico. Diciamo. Allora possiamo vedere il tracciato di questo drone appunto attraverso una mappa che hai sviluppato, dove si vede appunto, eccolo qua. Adesso ce la spieghi perché così, diciamo, non è Spieghiamo intanto ai telespettatori che non si tratta di un drone armato, però è uno dei droni, forse il drone più sofisticato che è in servizio, è il Triton. La US Navy sceglie di farne la seconda base in ordine di importanza dopo Guam, perché in realtà questi si renderanno molto utili alla difesa dell'Ucraina, opereranno anche nel settore del Mar Nero, faranno anche delle missioni nel Baltico e nell'Exclave di Kaliningrad, quindi in tutto lo scenario, diciamo, conseguente alla crisi dell'aggressione russa in Ucraina. Ce ne dovrebbero essere 4. Allora Sergio, intanto spieghiamo cosa sono. Cosa fa? Ecco, no, spieghiamo. La Sicilia è chiaro, rivediamo, lo chiede la regia, rimettiamo la mappa, perché così cerchiamo di fare capire. Allora, la Sicilia ovviamente, guardando lo schermo, è a sinistra, da dove parte si vede. Diciamo una nozione elementare. No, perché si vede piccolino. Poi si vedono queste strisce rosse, cosa sono? L'ingrandimento è l'isola, diciamo, nel Golfo Persico. Ok. Adesso spieghiamo cosa sono queste strisce rosse, per capire, per fare capire. La striscia rossa è il tracciato che viene registrato dalla piattaforma FlyRadar. Di queste missioni già ne abbiamo viste anche 3-4 giorni prima dell'inizio dell'attacco israelo-statunitense. E questo drone, che opera a una quota circa 14.000 metri, può fare di tutto: acquisire dati, ha una radaristica avanzata, serve anche a protezione della flotta americana nell'area, ma soprattutto rintraccia i radar avversari. Allora, ogni radar lascia una firma di radiofrequenza, una striatura. Ed è anche, ne identifica il tipo, quindi ti può identificare una postazione radar di terra ostile, quindi iraniana, o di una nave iraniana, e indica sostanzialmente i target da colpire con una tecnologia incredibile. E tra l'altro le missioni adesso sono più corte, perché con l'intelligenza artificiale l'elaborazione di tutte queste catalogazioni che vengono rintracciate, di raccolta dati, di sensori, è chiaro che è parte. Scusa Sergio, del perché è interrotta la striscia? Cioè si ferma, la striscia è interrotta perché, diciamo, questo, al largo della Grecia? Sì, perché per poter tracciare questo drone ci vogliono un tot ricevitori a terra
della piattaforma FlyRadar, quindi i tracciati spesso possono essere anche interrotti anche da attenzione da attività di jamming difensive. Il jamming sono attività di disturbo delle onde radio e infatti non a caso attorno a Israele, la Giordania e anche nella parte settentrionale dell'Arabia è chiaro che ci sono molte azioni difensive dove il segnale GPS con ogni probabilità è disturbato, quindi ci può anche stare che ci siano delle interruzioni. Però abbiamo avuto anche tracciati molto più uniformi di questo. Come vedete nella parte cerchiata verde, lì c'è la famosa isola di Karg che già ho tracciato circa più di una settimana fa. È il terminale petrolifero più importante, cioè si stima che il 90% delle esportazioni iraniane, quindi il polmone finanziario del regime di Teheran, parta proprio da lì e poi diciamo, la storia ha dato ragione al cronista perché infatti Kark è stata colpita senza danneggiare però il terminal in alcuni punti vitali tipo la pista aeroportuale o altre postazioni militari iraniane. E adesso è tutto in evoluzione. Il problema è che questo scenario a questo punto sta trascinando tutti inevitabilmente, anche chi come ricordava Barbagallo sostiene ma no, non siamo coinvolti. Vi faccio un esempio: Keir Starmer, il premier del Regno Unito, all'inizio ha detto che non avrebbe concesso le basi per i bombardieri strategici. Abbiamo appena tracciato i passaggi dei B-1 Lancer e i B-52 che stanno facendo base alla base di RAF di Fairford, e quindi anche lì questi bombardieri strategici passano peraltro gli spazi aerei di tutti i paesi europei, Spagna, Francia, Italia, Grecia, esatto. Ci siamo tutti dentro. Questo invece è il tema di cui si è dibattuto qualche giorno fa. Aspetta, facciamo un attimo, come dire, un riassunto di quello che è successo. La US Navy, cioè i Marines, la Marina americana, ha pubblicato sul loro canale social delle fotografie degli elicotteri che erano atterrati sulle Madonie. Spiegando che quella era un'esercitazione proprio per i mezzi al servizio della flotta americana nel Mediterraneo. Questa notizia ovviamente ha causato molto clamore. La paura è attenzione che questo tracciato è di un anno fa e ora vi spiegherò perché. Diciamo, il clamore, diciamo, attorno a questa notizia, ovviamente tutti pensavano che fosse un'esercitazione di guerra, quindi stiamo per entrare in guerra. Allora, questa invece è la cosiddetta diciamo, il fact checking, ecco come si chiama in questi casi, cioè spiegare e appurare la notizia, che non è come è stata raccontata. Io capisco che le opposizioni forse con qualche eccesso temo siano entrate in modalità Aria 51. Esatto. Farei attenzione perché, come disse una signora in un'intervista di un talk televisivo, giustamente dice: noi abbiamo questa base di Sigonella come l'Etna, no? Ci conviviamo. Sì. Queste qua sono esercitazioni rituali. Io posso mostrare, possiamo vedere il video. Posso mostrare, ecco qui, questo è un video che va sostanzialmente per slide, se parte. Esatto, vedete? Queste sono di un anno fa, credo il range di periodo c'è la data accanto, è tra gennaio e marzo dell'anno scorso, e quindi è normale, vanno al lago di Pozzillo, vanno alle Madonie, vanno anche al largo della costa. Ieri per esempio ho visto appunto un'esercitazione sul Tirreno. E sono dei Seahawk che sono in servizio appunto a Sigonella, ma a volte sono anche appontati su navi militari americane. Ragazzi, l'America fa parte della NATO, ci facciamo parte pure noi, quindi non ne farei un dramma. Forse è più serio il discorso del drone, della base di Sigonella in generale, ma perché io sono abituato, ho scelto di fare questo mestiere perché non amo le ipocrisie più che altro, no? E mi piace in qualche modo anche sgamarle. Quindi bisogna anche avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, una certa, no? Se vai in aula a dire ma no perché c'è la forza non l'azione non cinetica, a me spiace per la Premier, però poi quando ti riduci anche in maniera ufficiale, diciamo con delle formule da supercazzola, la parola è contemplata. È sdoganata però insomma. No, non è sdoganata, è contemplata dal dizionario Zanichelli e dalla Treccani, quindi sì, non possiamo non prendere atto. Tra l'altro attenzione,
A Sigonella fanno base anche i P8 Poseidon, che sono dei velivoli anti-SOM armati con missili antisommergibili antinave. Fermati Quindi qua, perché già abbiamo ci hai dato una serie di elementi su cui ragionare. Io nel frattempo saluto, lo vedo che è arrivato anche, dov'è? Lo vedevo prima, Andrea Messina, deputato regionale della Democrazia Cristiana, ex assessore regionale agli enti locali. Grazie, buonasera a voi. Benvenuto Messina. Allora, che sta seguendo con attenzione anche questi ragionamenti. Allora, Barbagallo e Stancanelli. Su questo tema, io resterei su questo tema del drone, che secondo me è molto importante, perché questo di fatto significa che questa base non è distante dal conflitto. Si era detto che Cipro probabilmente era il primo avamposto americano su questo conflitto, quindi che Sigonella non sarebbe entrato in questi ragionamenti. In realtà questo drone, questi tracciati che sono rimasti sotto traccia, scusate l'accavallamento delle parole, però di fatto hanno un significato, no? Allora, chi mi conosce poi lo sa bene, qua siamo lontani dalla logica della strumentalizzazione, il momento è critico, quindi abbiamo responsabilità istituzionali e quindi tutti siamo chiamati a testarci sui fatti. La cosa che mi preoccupa è l'atteggiamento del governo, perché se è vero, e non ho motivo di dubitare di quello che dice il dottore Scandurra, cioè il governo non ha detto la verità, perché non c'è nulla di male a dire guardate, ci sono delle esercitazioni come c'erano 2 anni fa, 1 anno fa, ce ne sono in corso anche in questo momento e magari sono aumentate. La circostanza è che invece in aula il governo ha smentito qualsiasi uso delle basi americane e non ha detto che erano delle esercitazioni in corso. Questo ci preoccupa ancora di più che gli italiani abbiano appreso dalla stampa, segnatamente ieri pomeriggio, da alcuni quotidiani nazionali, che quel drone era partito da Sigonella. È chiaro che ha destato particolare allarme, e anche questo è in controtendenza rispetto al rapporto tra governo e Parlamento, in cui il governo in aula mercoledì scorso, alla presenza della Premier, ha detto cose completamente diverse. Quindi è questo che ci preoccupa, perché in questo momento così grave per il Paese servirebbero parole di verità. Anche perché il Presidente della Repubblica ha raccomandato più volte al governo nell'ultima settimana delle comunicazioni al Parlamento, trasparenza, rispetto alle regole, cosa che in questo momento non sta avvenendo e ci preoccupa molto. Anche perché questa paura poi sta facendo impazzire i mercati. Stancanelli, su questa storia del Ma io dico che è chiaro che vi è preoccupazione quando ci sono queste notizie, però ho ascoltato con attenzione Sergio Scandurra, che ho visto che è molto preparato in tutte queste cose militari, io non lo sono affatto, il quale ha detto che tutte le esitazioni sono una routine per quanto riguarda l'utilizzazione di Sigonella. Le esercitazioni, il drone però... devo finire... Sta presa la larga, ha fatto il giro largo, È un momento, Floris, fammi finire. Quindi non mi pare che ci sia questo eccesso di non ci dovrebbe essere questo eccesso di preoccupazione, perché è un fatto che avviene regolarmente in relazione agli accordi. Facciamo parte della NATO, ricordiamo che facciamo parte della NATO e questo piace a tutti, al Presidente della Repubblica a scendere. Per quanto riguarda il drone, che è di ieri, se ho capito bene, è di ieri. No, è da giorni che fa la stessa missione, da settimane. Ecco, la notizia è di ieri. Io ritengo che sia giusto, e qua concordo con l'onorevole Barbagallo, il governo sicuramente avrà il tempo. In questi giorni ci sono altre cose da fare, lo sapete, siamo sabato, quindi non ne possiamo parlare. Io penso che possiamo dire che domani c'è il si vota, possiamo esprimere, non si può esprimere, domani, sabato, domenica, lunedì si vota. C'è un coso, andate a votare. E dopodiché io ritengo che, a parte io mercoledì non so quando riprende la Camera, il governo darà tutte le spiegazioni, perché è doveroso che dia le spiegazioni. Su questo non penso che ci possa essere contrapposizione di maggioranza e opposizione. Però sai cos'è, Stancanelli? Le cose che poi creano incertezza e paura in questo caso nell'opinione pubblica è che su questo conflitto
sin dal primo momento sembra che ci sia stato qualcosa di non detto. A partire dalla presenza di Crosetto a Dubai da solo, senza che il governo ne sapesse niente, e poi tutte queste storie militari, e poi le questioni di intervento della Meloni stesso, che non condanna né condivide questo conflitto, la presa di posizione prima pro Trump e poi contro Trump, cioè anzi di distacco. Non si è mai allontanato, diciamo, dalle posizioni del presidente americano, però queste cose, diciamo, a parte fanno impazzire i mercati e lo stiamo vedendo, chiunque di noi prova a fare il pieno del gasolio, soprattutto del carburante, paga ormai 20, 30, ci sono stati momenti anche 40 centesimi in più al litro, il che questa cosa fa impazzire. Ma poi ci sono le borse che stanno impazzendo, perdono, cioè stanno facendo come dire, un'altalena che in qualche modo mette a rischio anche... Allora, lei non dice nulla di nuovo rispetto a quello che ho detto io nella mia prima intervento. Sì. Io ho detto che questa guerra, se dovesse coinvolge l'Europa e l'Italia, sarebbe un fatto grave, tant'è vero che mi sono augurato che finisca presto. La cosa che non vorrei che passasse è che c'è un atteggiamento di essere quasi supini nei confronti degli Stati Uniti, fare parte della stessa alleanza e dire, perché l'Europa che dice? E dire, l'Europa non dice nulla, e dire, perché lo avete visto, diciamo, quindi è inutile che difendo io l'Europa, e dire che già c'è l'asservimento non ha significato, perché una cosa è fare parte dell'alleanza, l'altra cosa è avere il coraggio di dire non siamo d'accordo con l'iniziativa degli Stati Uniti, ed è stato detto ampiamente, non siamo d'accordo perché e non vogliamo entrare in guerra. Succederanno altre cose, vediamo, stiamo a vedere, mi auguro di no. Vai. No, io dico, non c'è solo la NATO, abbiamo tra l'altro degli accordi segretissimi bilaterali con gli statunitensi, però viva Dio, hanno ragione anche loro dell'opposizione, cosa ci vuole? Un po' di chiarezza, possibile che ogni volta... per il Paese, alla fine. Per il Paese e per la cittadinanza, perché più dai consapevolezza alle persone, forse si allarmano per paradosso anche di meno se gli spieghi come stanno le cose. Perfettamente, anche però non sono d'accordo sul discorso degli accordi segretissimi. Da che mondo è mondo ci sono accordi che rimangono segreti in tutte le latitudini. Certo, ma io non è questo il problema. Il problema sto spiegando agli ascoltatori che esistono anche chiarire perché è chiaro che non c'è nessuno. Però la cifra di questo governo, qui lo dico da cronista e non da frontista politico, è che ogni volta su ogni questione cruciale, che poi diventa in automatico un incubo per il governo, prendo per esempio il caso Almastri, poi si replicano, no? È come le versioni dei software, no? Si arriva alla versione 40esima. Qui c'è secondo me, se la maggioranza del suo insieme, attenzione, mica c'è solo la Meloni, abbiamo un ministro della difesa, abbiamo un ministro degli esteri, se avessero un po' più di coraggio nella chiarezza e dire ma perché dobbiamo essere noi giornalisti a sgamarvi in questo modo, no? Se vedete le comunicazioni delle forze armate francesi, perché pure Marine Nazionale è impegnata sullo scenario, in qualche modo c'è la portiere Charles de Gaulle pure che è mobilitata, o se vedete anche le comunicazioni della US CENTCOM, che è il comando centrale degli Stati Uniti, cioè ti dicono pure cosa sta accadendo, quanti velivoli sono utilizzati in questa operazione Iron Fury, credo che si chiami, quindi veramente non capisco, forse non c'è niente di peggio che prendere un po' di chiarezza in giro l'elettorato, un po' di trasparenza. Si dice sempre che gli elettori sono più avanti dei loro politici, quindi... È esperto, l'ho chiamato apposta, insomma, qui diamo solo informazioni, diciamo, certificate. Allora, dopo la pubblicità ritorniamo. Non mi fare i giletti. Allora, rientriamo in diretta. Oggi, insomma, la trasmissione è davvero interessante perché stiamo analizzando quello che sta succedendo nella nostra Sicilia in riferimento al contesto geopolitico internazionale, partendo appunto dalla base di Sigonella. Abbiamo parlato del drone, ma sta succedendo, l'abbiamo detto in presentazione, anche un'altra questione che, diciamo, sembra che tutti si stiano dimenticando. C'è una bomba ecologica che sta camminando, che sta navigando, anzi il termine più esatto è navigando, alla deriva nel Mediterraneo, e nessuno
interviene. Allora, io ho chiamato, risaluto gli ospiti, Raffaele Stancarelli, eurodeputato del gruppo dei Patrioti Europei, Antonio Barbagallo, deputato nazionale del Partito Democratico, Andrea Messina, deputato regionale della DC. Ho chiamato oggi, intervenire in trasmissione, Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale, che sta seguendo, e lo dico, diciamo, senza possibilità di smentita, credo l'unico o uno dei pochissimi cronisti nazionali che sta seguendo la questione di questa petroliera, che si chiama, Sergio? Arctic Metagas. Arctic Metagas, che è una petroliera, diciamo, che alla deriva. È una petroliera che nella sua, nel pieno delle sue funzioni, naviga in questo tratto di mare spesso oppure no? O era, le gassiere spesso passano dal Mediterraneo centrale, ma perché vanno in rotta a Port Said e quindi attraverso il canale di Suez per portare poi carburanti e gas. Questa è una gassiera, attenzione, non porta petrolio. Quindi sarebbe ho sbagliato io giusto dire gassiera. No, perché poi tutti la chiamano petroliera perché è più comprensibile. Sì, ma poi di fatto viene chiamata sempre petroliera, e se riusciamo a mostrare la mappa, lo chiediamo alla regia. colpita. Allora, questa petroliera, spieghiamo questa petroliera perché è stata. Allora, intanto perché è alla deriva? Un attimo, adesso vediamo perché. Spieghiamo perché è alla deriva. Allora, vedete il primo puntino che sta a destra. No, aspetta, rosso, Sergio, sì. Spieghiamo perché questa petroliera, chiamiamola per in estrema sintesi, per comodità, petroliera, è alla deriva nel mare Mediterraneo. Perché? Perché è stata bombardata. Sarebbe stata, non abbiamo conferma ovviamente, però possibilmente è stata aggredita da uno, forse 2 droni marittimi, anche qualche piccolo drone. Di chi? Pare che ci sia attiva una cellula di ucraini in Africa con basi operative anche in Tripolitania. Quindi qui cambiamo conflitto. Abbiamo parlato di Stati Uniti, Israele, Iran, adesso l'altro conflitto in corso è Russia-Ucraina. Segnalo che questa gassiera, questa nave, questo tanker, è sotto sanzioni americane, Regno Unito, UK e Unione Europea. Questa è la nave. Queste sono le immagini che i bravissimi colleghi maltesi di Newsbook hanno realizzato, perché hanno preso un velivolo da Luca, dall'aeroporto di Luca di Malta, e quando era a 50 miglia a sud-ovest di Malta sono riusciti a fare un sorvolo straordinario. Ecco, vedete, questa è una parte, per esempio, proprio con improbabilità, questa è una cella che proprio è esplosa via, una cella di gas. Non so se ce ne stanno altre in slide. Ecco, questa è la parte di poppa, che è inclinata tra l'altro di 30 gradi e che, come vedete, è semidistrutta. L'equipaggio è riuscito a salvarsi quella notte del 3 scorso, il giorno 3 scorso. Ed vedete è stato com'è soccorso inclinata. dai libici. È stato soccorso dai libici, attenzione, con improprietà dai libici di Haftar, perché la Libia si divide in quella dell'ovest e in quella dell'est. Haftar è un protettorato, è appaltato comunque alla Russia di Vladimir Putin, quindi come potete capire c'è un gioco interessi incredibile, internazionale. Sì. Quindi di questa storia, di fatto, questo per dire che di questa storia si sa poco. Allora, se riportiamo alla mappa, io chiedo sempre scusa e pazienza alla regia, perché poi le mappe sono importanti. No, però aspetta, prima di andare alla mappa, perché io vorrei contestualizzarla questa storia. Perché se ne è parlato a un certo punto di questa gassiera? Perché era arrivata vicino all'Inosa. All'Inosa, certo. Dopodiché si è allontanata, nessuno ne ha parlato più. Adesso prego, la mappa, spiega la mappa. Ok, allora, i tracciati di questa il primo puntino che vedete a destra dello schermo è proprio il punto dell'esplosione. Siamo parecchio lontani, dopodiché per una decina di giorni col mare che dava sostanzialmente da scirocco è stata scarrocciata dopo l'esplosione, arrivando fino al punto rosso più alto che vedete alla sinistra, no? Tra Malta e Lampedusa. Il puntino sopra Lampedusa è l'Inosa. Era arrivata a 24 miglia dall'Inosa, che in termini marittimi, guardate che è un tiro di schioppo. Questa nave, così com'è dov'è, ha un problema serio, ha 2 celle piene di gas che per essere trasportato a regime normale in criogenia a meno 160 gradi per ridurne la massa e trasportarne quanto più gas possibile. Ora che la nave non è più alimentata, questo processo di criogenia con ogni probabilità ha aumentato la pressione e una parte del gas in stato gassoso, quindi sono 2 enormi pentole a pressioni pronte a esplodere. A queste si sommano gli oli pesanti delle parti meccaniche, perché ci sono anche delle scorte di olio a bordo,
e il serbatoio di carburante, diremmo della macchina, insomma del motore utile alla propulsione della... Allora Sergio, scusami, della ti interrompo, perché diciamo, E aggiungo, l'uomo, aggiungo, attenzione, che da 10 giorni era pattugliato da velivoli italiani, maltesi e della missione NAVFOR Med di Rimini. Da 10 giorni si sapeva che stava scarrocciando verso Linosa. Il problema è che poi, quando giustamente il sindaco di Lampedusa si è trovata questa cosa, ma penso chiunque di noi, alla porta. è uscita allo scoperto questa vicenda. Questo è il video realizzato con gli elicotteri Questo è il video dai realizzato dai colleghi di Newsbook, sì. Eccolo qua, questo è il Nilka collega. Milleni. Allora, diciamo che però stiamo facendo una domanda, ovviamente se volete intervenire lo dico anche ai nostri ospiti, se avete curiosità, Sergio sicuramente vi saprà rispondere su questa storia. Dicevo, ovviamente questa storia, diciamo, l'uomo della strada dice, ma allora perché non si interviene magari con un'altra nave, si traina verso un porto sicuro, o perché non si interviene per svuotarla e magari poi diciamo, la si porta, diciamo, in porto in modo differente? In questo momento, se non si ha la certezza, soprattutto per le celle di gas, che possa essere in sicurezza, non si può salire a bordo. Perché si rischia, poniamo un esempio, un elicottero di incursori che fa calare degli uomini a bordo per fare delle operazioni di aggancio di un cavo per un eventuale traino, rischiano di saltare loro con tutti gli elicotteri. Quindi se non si mette intanto in sicurezza questo relitto con tutto il suo contenuto, non si può fare nulla di operazioni a largo. Perché è come avvicinarsi, diciamo, Sì. a una bomba. Mettiamo comunque che riesce a agganciare un traino e che trovi anche tra i pochissimi rimorchiatori in grado, come la Costa Concordia, quindi con una motrice pesante, perché ripeto è un bestione di 277 metri di lunghezza, per di più anche con uno scafo, avete visto, no? Contorto, non sappiamo neppure qual è l'integrità dello scafo. Dice lo rimorchi in un porto sicuro, dove? Dove lo porti? A Pozzallo? Così esplode alla costa di Pozzallo e cancelliamo l'ambiente per i prossimi secoli a Pozzallo? È una situazione senza precedenti, ovviamente. Quale sarebbe la soluzione ipotizzata, non da Sergio Scandurra, ma diciamo da Ci una sono serie di alcuni esperti? ammiragli con cui mi sono confrontato, che non sono certo, diciamo, degli svasati, ma anche alcuni ex capi nazionali di Emergenza in Mare Ispra, che ritengono che si sia potuta, ora è un problema e vedremo perché, affondare finché era a largo. A meno Affondare che significa, diciamo, colpirla con creare una zona di sicurezza, affondarla con metodi missili. militari, sì. un missile. Sì. Non sarebbe dannoso per l'ambiente questo? Inquinamento? Lo so, ma dove la metti, cosa preferisci? Che arriva alla costa, cosa che sta rischiando di fare adesso alla Libia. Se rivediamo la mappa, cioè abbiamo l'ultimo punto tracciato questa notte, si sta avvicinando sempre più verso sud. E quindi rischiamo che oltre ad Al-Masri alla Libia gli stiamo regalando pure, gli stiamo riportando pure. Aspetta Sergio, questo volevo aggiungere qua, due cose. che dove sbatterà, poi con il gioco delle correnti potrà anche iniziare a fare anche zig zag. Attenzione però, lì c'è una selva di piattaforme petrolifere. Quella verde che vedete là nell'ultimo puntino in è basso una delle piattaforme. ed è vicinissima alla nave, no? Lì c'è allora lì in quel tratto di costa lì ci sono diverse piattaforme petrolifere, ci sono diverse navi trivelle perché stanno facendo sondaggi in ricerca di giacimenti, ci sono diverse pipelines che sono i tubi di distribuzione, ci sono le floating storage, sono delle navi che incamerano, enormi, tanker pure quelle, che incamerano l'estratto dalle piattaforme petrolifere. Poi abbiamo il gasdotto che e c'è parte questa nave che continua a vagare, che potrebbe urtare qualunque di queste cose che... Mina già è dire poco. Quella è la piattaforma, diciamo, dove Se ovviamente lavorano dovesse un sacco di schiantarsi sulla costa ovest tra Tripoli e Zuara, che vediamo proprio a sud della piattaforma, attenzione, perché è giusto che si sappia che da Tripoli fino a Zuara tutta la costa libica a ovest è disseminata di terminali petroliferi e impianti petroliferi, e in più Del quale stavo ci per dire, riforniamo anche noi. attenzione che da Melita
in diagonale verso Gela c'è il gasdotto Clean Stream che porta il gas all'Italia. Allora, Quindi volevo dire anche per chiarimento, queste mappe che abbiamo visto, questa elaborazione è frutto diciamo del lavoro del collega Sergio Scandura, perché come avete sentito questa nave è spenta, cioè questa nave non rilascia non alcun ha alcuna energia a bordo, quindi non può rilasciare E i a segnali. proposito di trasparenza, il governo sta trattando la cosa come un segreto di Stato, peraltro. Come hai fatto tu a tracciarla questa nave? Perché ci sono gli avvistamenti aerei i nostri P-72 dell'Aeronautica Italiana, dell'Armed Forces of Malta, che ogni mattina si levano in volo, fanno le orbite, fotografano, infatti noi non abbiamo queste fotografie a proposito di trasparenza, e poi giustamente i centri di Malta e italiani devono comunicare alle navi la posizione di dove si trova questo relitto, per cui parte un Navtex, un dispatch Navtex che ho pure pubblicato sulla mappa, che dà di volta in volta le coordinate, quindi io poi mi porto molto banalmente le coordinate sulla mappa nautica, calcolo anche le miglia di distanza da Malta, da Lampedusa, in questo caso da Tripoli, dove si sta avvicinando. Io adesso questa l'ho pubblicata stanotte, ma già ho dato un'occhiata, è ancora più a sud verso Tripoli. Non è una bella situazione. Finirà Barbagallo, Stancarelli. Ora dico, se ce la fa Sergio Scandura a fare queste cose, dico, con tutto il rispetto per diciamo, le abilità e le conoscenze di Sergio Scandura, io credo che un governo in qualche modo dovrebbe avere contezza di quello che sta succedendo, non peraltro perché ci sono un sacco di italiani che lavorano in queste piattaforme. Barbagallo e Stancarelli e Messina ovviamente se vuole intervenire. Prego Messina. No, io volevo chiedere all'esperto Scandura, atteso che ci troviamo nelle acque internazionali, quindi credo che non c'è competenza amministrativa né dell'Italia né di Malta, ma in questi casi il codice, e infatti volevo chiedere questo, il codice della navigazione cosa prevede, chi può, chi deve intervenire e soprattutto se compagnie petrolifere private potrebbero essere autorizzate eventualmente a prelevare il carburante e a prelevare anche la nave. Se si potesse fare, abbiamo già spiegato, ci sono problemi di sicurezza, al momento non sappiamo, da quello che mi dicono tutti, non ci si può mettere mano. Ma la competenza amministrativa di chi sarebbe? La competenza, intanto diciamo che le zone SAR non c'entrano, sono state scomodate tanto da Mantovano quanto dalla protezione civile. Le zone SAR in questo caso non c'entrano perché non ci sono persone da soccorrere a bordo. Qui entrano in gioco due convenzioni, la Maritime Pollution e la Convenzione di Barcellona, che implica a noi, che voglio ricordare, siamo pur sempre un paese del G7 dell'Unione Europea rispetto a uno scoglio come Malta, implica un senso di cooperazione. E come mi ha ricordato peraltro più volte Ezio Amato, già capo emergenze in mare ISPRA, bisognerebbe portare intanto dei droni con dei sensori, ce li hanno pure i nostri vigili del fuoco, per vedere intanto qual è lo stato del gas. E soprattutto io non capisco per capire perché, se è ancora ne pieno, approfitto perché qua ci sono autorevoli parlamentari, io non capisco perché questa cosa non sia stata affidata al governo italiano direttamente alla Marina, ma perché la protezione civile? Cioè abbiamo una delle migliori guardie costiere al mondo, abbiamo anche una delle tra le migliori, stamattina non è da meno, è anche parecchio attrezzata. Per quanto riguarda la giurisdizione, appunto sì, ci sono degli obblighi, dei dettami da convenzioni internazionali in acque internazionali. Cosa ha fatto Mantovano? Siccome l'area di SAR maltese taglia e si sovrappone a Lampedusa, vabbè, ma tanto questa nave è in area SAR maltese, se la vedano i maltesi, ora che è scarrocciata verso sud è in area SAR libica. Allora è uno scaricabarile proprio. È uno scaricabarile, però attenzione, io immagino in questo momento l'amministratore delegato dell'ENI stia facendo un cafolo di telefonate a Palazzo Chigi per dire scusate, ma guardate perché che qui ci sono anche i vostri interessi, certo. Dico, al di là diciamo del dato poi c'è un altro aspetto ambientale, che entra diciamo nella parte iniziale del nostro ragionamento. Essendo questa una nave russa, chiunque, se qualora fosse... C'è un aspetto diplomatico, perché la Russia ovviamente la sta buttando in caciara, come per dire ecco vedete che cosa combinano gli ucraini, adesso sono cavoli vostri, non dico altro perché sennò siamo diciamo dei paesi del Mediterraneo che rischierebbe di bombardare e quindi distruggere una nave battente bandiera russa? Ma io penso, essendo un relitto pericoloso, si può. Loro secondo me si aspettavano che affondasse da sola, perché è passato il ciclone Giolina, no? L'abbiamo visto in questi giorni,
invece abbiamo avuto il secondo ciclone l'ha subtropicale nell'arco di 2 mesi che dovrebbe farci riflettere pure, eppure nonostante ha passato questo ciclone, questo l'editto sembra un film di quelli distopici, è ancora lì, integro, con la sua carica di incertezza, quindi io spero di essere stato allora, Barbagallo, chiaro per Stanganelli, Messina, insomma, Spero- ragionamento politico su questa questione, prego. Io innanzitutto voglio ringraziare il conduttore, perché per un motivo semplicissimo, perché ci ha invitato in questa trasmissione, abbiamo preso dal vivo, dall'esperto qual è la situazione, potevamo apprenderla anche a casa come i telespettatori, perché non ritengo, io prendo per me, posso parlare penso il nome, non è Barbagallo, non abbiamo nessuna competenza, parlo tecnica, per dire cosa si deve fare e cosa non si deve fare. Quindi grazie al conduttore che mi sta facendo assistere de viso a queste spiegazioni che sono assolutamente... Che però, Stanganelli, dico io. Aspetta, mi faccia completare. La volevo fare. La premessa è giusta. È da 20 minuti che chiedo scusa, ma sono materie complesse. non deve chiedere scusa, perché i telespettatori vogliono sapere. Altra cosa è quello che può fare. Si è parlato del governo, io penso, qualunque persona di buon senso pensa che siccome l'esperto sa queste cose, io penso che anche gli altri esperti che ci dovranno essere, sicuramente non penso che siamo in mano a degli incompetenti, stiano lavorando e stiano pensando cosa fare. E il fatto che non lo dicono non vuol dire che non lo fanno. Ecco perché io starei attento a fare delle valutazioni politiche. Io non sono in grado di fare valutazioni tecniche, ma mi affido a quello che ha detto il dottore Scandurra. Mi auguro che queste stesse considerazioni, che sono assolutamente, fra l'altro, coerenti per come sono state spiegate, le stiano facendo chi ha il dovere di farle dal punto di vista istituzionale, e non penso che chi abbia un incarico parlamentare possa dire si farà così o non si farà così. Mi auguro che lo stiano facendo, perché in effetti è una bomba in alto mare che, per le connessioni a cui ha fatto riferimento, anche la presenza di vasti giacimenti, di attrezzature, può creare dei danni veramente. Ma voglio dire, non è che può essere argomento di discussione. C'è una cosa che volevo aggiungere, guardate, comunque è monitorata, cioè abbiamo 1 o 2 unità della Marina che osservano, però siamo sempre al gerundio, no? Si vedono i comunicati di chi ci stiamo monitorando, stiamo attenzionando. Già passava. Pannella, quando gli dicevi una cosa così, incominciava a sbraitare gerundio. Non amava il gerundio in politica, quindi speriamo di arrivare presto al participio. Allora, abbiamo fatto, come dire, una informazione di servizio su queste 2 vicende che ritengo davvero molto importanti, perché noi poi siamo abituati, ci metto anche io in mezzo, siamo abituati a non vedere le cose fino a quando non ci arrivano davanti agli occhi. In realtà queste cose ce le abbiamo già davanti agli occhi e non riusciamo a interpretarli Però resta il problema dell'approccio del governo, cioè lo trattano come un segreto di Stato, cioè noi oggi abbiamo ascoltato... Ma io, scusa se ti interrompo, ma io penso che non c'è da parlare molto, c'è da fare. Quindi se c'è il segreto ci sarà un motivo, poi i segreti di Stato sono istituzionalizzati per dal tanti... 3 fai conto, l'esplosione del 3, lo scrocciamento... Dobbiamo andare per più di 2 forza settimane. Ed è ma non è che destinato a dobbiamo pagare andare per ancora forza per addosso al settimane, governo secondo per una cosa di naturalezza di cui non è responsabile il governo. Se è successo, io non so, il drone che ha colpito, dico, mi auguro, ecco, io questo dico, siccome il segreto c'è, io non so cosa stiano facendo, mi auguro e sono certo che stiano facendo qualcosa, perché degli irresponsabili soltanto non farebbero qualcosa alla luce della considerazione che lei ha fatto. Ecco. Allora, ci fermiamo, dopodiché io gli ultimi 20 minuti di trasmissione li vorrei fare un po' di politica di casa nostra, perché anche giustifichiamo la nostra presenza. Insomma, un europarlamentare, un deputato nazionale, sì. un ex assessore regionale, insomma, rappresentate le istituzioni a tutti i livelli, quindi insomma, anche qui bisogna... Lei perché non gli fa un'interrogazione a chi? Al Parlamento europeo, alla Commissione, insomma, almeno per capire che sta succedendo, insomma. Veramente sembriamo ai confini di questa Europa sempre più in questi casi. Allora, dicevo, ci fermiamo, gli ultimi 20 minuti di trasmissione me li vorrei fare su temi che ha anche sollevato Conte, la sanità, le inchieste, questa regione che non ha fatto una riforma, adesso si parla dei termovalorizzatori, Bruxelles ha dato il via libera, vedremo cosa succederà. Barbagallo è agguerritissimo, già quando appena nomino Schifani, Barbagallo già entra in modalità gioco attacco. facile. C'è la DC qui che vuole rientrare in giunta, adesso dopo la pubblicità.
Allora, rientriamo in studio in diretta. Dicevo, l'ultima parte della trasmissione, vorrei aprire il dibattito politico. Allora, è stata anche questa una settimana, insomma, intensa, il caso Iacolino su tutti. Ieri è arrivata, diciamo, anche la notizia che riguarda l'indagine su Cuffaro. In buona sostanza non esiste il sistema, ma esiste il metodo Cuffaro, quello del clientelismo, delle amicizie, insomma, di vedere quello che succede ovviamente alla regione e veicolare, insomma, ai concorsi, assunzioni. Questo è quello che racconta un po' questa inchiesta, il super manager Iacolino, ma sono le ultime due in ragione di tempo, in ordine cronologico, che questa legislatura sta vivendo. Allora, dicevo, siccome prima di andare in pubblicità c'è Barbagallo che è agguerritissimo, anche Conte ha fatto riferimento nella sua intervista, dicendo di fatto non dobbiamo aspettare l'esito di queste inchieste, il centrodestra in questa regione ha già fallito, vadano a casa tutti. Io non sono agguerritissimo, io sono preoccupato per la mia terra, perché abbiamo superato ogni limite e purtroppo constatiamo ancora una volta che la magistratura arriva prima della politica. Su Iacolino noi, anche in questa trasmissione dove Iacolino è stato ospite in alcune puntate, dove ero anch'io presente, abbiamo lanciato accuse precise, chiare, denunciando nefandezze del sistema sanitario regionale, e poi sono arrivate le conferme, ahimè, dall'indagine della magistratura, che non soltanto parlano di reati contro la pubblica amministrazione, ma c'è una specifica accusa con riferimento alla presenza della criminalità organizzata e segnatamente della mafia. Credo non serva aggiungere altro rispetto a quello che è stato un po' il pacchetto di mischia che si è scelto Schifani, cioè nel caso Iacolino tornano alcuni nomi, dirigenti, metodi che già abbiamo visto nelle indagini rese note da tanti quotidiani dell'isola sul caso Cuffaro, e quindi che faceva sempre parte dello stesso pacchetto di mischia che si era scelto Schifani. E quello che ci preoccupa ancora di più è lo stato della sanità siciliana, la rete ospedaliera che giustamente ancora non viene approvata a Roma, gli ospedali del territorio trattati come comitati elettorali, la qualità dell'assistenza ospedaliera che continua a calare, non ci sono medici neanche per... Guardate, il caso dei pediatri di libera scelta noi l'abbiamo denunciato in settimana, ci sono 50.000 bambini senza pediatra di libera scelta, con un ritardo clamoroso dell'assessorato alla salute nell'assegnare il pediatra di libera scelta. E poi, Barbagallo, c'è anche un rapporto, diciamo, con gli alleati che ormai si è andato a incrinare. Qui c'è Andrea Messina, in rappresentanza della DC, che è stato uno degli assessori diciamo epurati subito dopo. Lui ovviamente non ha nessuna colpa, anzi stava lavorando, lui era un assessore agli enti locali, insieme all'assessore Albano stavano lavorando per la giunta regionale. Siccome facevano parte di questo mondo DC, l'inchiesta Cuffaro ha buttato giù, senza neanche chiedervi, Messina, come e perché, no? Cioè, vi hanno detto arrivederci, grazie. Beh, ormai la storia è conosciuta già da mesi, non v'è dubbio che né io né la collega Albano abbiamo avuto nessuna responsabilità, neanche conoscenza, men che meno partecipazione in nessun tipo di questa attività, e ovviamente non si può certo dire che un partito è formato da iscritti, da sostenitori o da dirigenti o da deputati, ovviamente che perché succede un problema a un iscritto o a un rappresentante, benché autorevole, tutti possono essere coinvolti o ritenuti corresponsabili. Noi comunque in maniera seria siamo stati sostenitori di questo governo, abbiamo sostenuto ed eletto ovviamente questa maggioranza, continuiamo a sostenerla perché abbiamo preso un impegno con gli elettori siciliani, e quindi al di là della nostra partecipazione al governo continuiamo a sostenere questa maggioranza. Non v'è dubbio che riteniamo giusto e corretto che dobbiamo tornare a rientrare nel governo, perché sia io che la collega Albano stavamo facendo un buon lavoro a vantaggio ovviamente delle comunità, a vantaggio dei settori che stavamo portando avanti, quindi non avendo nessuna responsabilità ritengo che abbiamo il diritto e dovere di continuare l'attività amministrativa, però ovviamente non è un obbligo, non è a tutti i costi, siamo disponibili e stiamo verificando se ci sono le condizioni. Per quanto tempo siete ancora disposti ad aspettare?
E fin quando il presidente Schifani ci farà capire se ci sono le condizioni o meno. Poi il problema non è solamente fare parte del governo, il problema è avere ovviamente la legittimità e avere ovviamente la partecipazione all'attività della maggioranza. Non è un problema di avere una poltrona o di avere un rappresentante seduto in giunta, il problema è far parte in maniera organica e seria della maggioranza, altrimenti se la maggioranza non vuole che noi ne facciamo più parte non ci creiamo nessun problema, continuiamo a fare ovviamente politica, continuiamo a servire i siciliani da un altro ruolo. Ma diciamo, Schifani aveva detto che in realtà entro marzo, entro la fine di marzo, non è finito, oggi è 21, è entrata la primavera, diciamo, ma entro marzo avrebbe sciolto comunque questa riserva, cioè sul rimpasto, perché di fatto chiedete spazio voi, chiede spazio Fratelli d'Italia, chiede spazio l'MPA, insomma tutti quei partiti che in questo momento da parte loro avanzano giuste pretese di poter contare di più in questa giunta di centrodestra, proprio perché sono stati ritenuti come dire, messi un po' ai margini. Sì, per la verità il presidente Schifani ci ha informato che da qui a breve dovrà definire ovviamente questa problematica, quindi riteniamo che nel giro di qualche settimana si possa definire. Quindi arriviamo ad aprile, no? Speriamo di sì. Speriamo di sì, no, cioè speriamo di finire a marzo. Stangarelli ride, perché Stangarelli fa l'eurodeputato, ma le questioni siciliane se le guarda e se le segue bene tutte, no? No, si sbaglia. Meno male, lei sa perfettamente, lo sa perfettamente, lo so. io da 4 anni non mi occupo completamente dei vicende Gliele dico, no? Diciamo vivo in Sicilia, vivo a Catania. Io volevo fare alcune considerazioni su quello che ha detto l'onorevole Barbagallo e anche il conduttore. Cioè io non voglio essere qua il difensore d'ufficio di nessuno, perché non mi interessa fare il difensore d'ufficio e non hanno bisogno. Io vorrei dire che non si può però accomunare una comunità, l'ho detto bene l'onorevole Messina, lo voglio dire io per tutto il centrodestra, una comunità forte, qual è quella del centrodestra in Sicilia, lo ha dimostrato in tutte le elezioni, con degli episodi che non sta a me giudicare a nessuno di noi. La magistratura fa il suo corso e vedrà cosa c'è, cosa non c'è, non mi interessa, non le seguo veramente. Io penso che ovviamente questo clima crea dei problemi nell'immaginario dei siciliani e in un momento in cui c'è crisi, ne abbiamo parlato prima, la crisi economica, la crisi anche di valori che c'è in Sicilia, non soltanto in Sicilia, se questa crisi si sovrappone alle notizie e alle, come posso dire, ai fatti di cronaca, che ripeto non voglio giudicare, crea quella sfiducia nella politica che poi si traduce nel 46% di votanti e nel 56% di astensione, e queste cose aumentano. Ma la colpa mica dicono. Ma non ho detto che è la colpa, ho detto che crea sfiducia. Ma perché mi fa dire cose che non ho detto? Crea sfiducia, e quindi se si crea sfiducia, chi ha sfiducia ha un motivo per pensarlo, per essere in contrasto con l'opinione generale, che è quella della politica che dovrebbe fare gli interessi della cittadinanza. Questo voglio dire io. Quindi attenzione a criminalizzare tutti, a buttare il bambino con l'acqua sporca, attenzione, e poi non criminalizziamo nessuno. Io ho ascoltato quello che ha detto Andrea Messina e ha ragione dal suo punto di vista, ha ragione, ci manca, lui è una persona, si chiama Andrea Messina, vuole essere giudicato per quello che è, per quello che fa, per come si comporta in politica e non vuole essere accomunato. Questo penso che valga per tutto il centrodestra, quindi quanto io sento l'onorevole Barbagallo, che giustamente come uomo dell'opposizione fa le critiche, fra l'altro ha fatto critiche su singoli punti e le fa, ma questo ad accomunare tutti i rappresentanti del centrodestra non solo non ci sta dal punto di vista proprio ontologico. Ecco perché allora Stangarelli, la faccio riflettere anche su un altro dato, che è un dato d'aula. Lei conosce bene le dinamiche d'aula. Questo governo fino all'ultima volta con la maggioranza che è uscita fuori dalle elezioni, con i numeri che ha in aula, teoricamente, diciamo, sarebbe mai dovuto andare sotto sulle votazioni, fino all'ultima votazione, che è quella che riguardava appunto gli enti locali, quindi tema che Messina conosce benissimo, avendo fatto l'assessore agli enti locali, è andato ancora una volta sotto, con una votazione pesantissima.
con i contrari pesantissimi. Questo dà ragione al mio assunto, che vi è una divaricazione tra i sentimenti degli elettori e tra coloro i quali dovrebbero rappresentare gli elettori e in tante occasioni non corrispondono alle esigenze espresse. Ma questa secondo me è onestà intellettuale, questa mia. Io ripeto, non voglio entrare nel merito delle valutazioni giudiziarie che faceva l'onorevole Barbagallo, penso che si debba invece pensare a quegli elettori che sono sfiduciati, che non vogliono andare a votare. Io ho incontrato in questa campagna elettorale referendaria gente che non vuole andare a votare né per il sì né per il no, perché non crede più alla politica. Ecco, questo è l'aspetto negativo che io vorrei sottolineare. Barbagallo. Questo deve investire tutta la politica. Poi andiamo in pubblicità perché siamo già fuori. Allora, io non ho mai detto né pensato che tutti i componenti del centrodestra siciliano sono ladri e corrotti, tutt'altro. No, ma non l'hai detto, No, non l'hai detto, non l'hai Io ho detto. fatto riferimento ad alcuni casi specifici, anzi sono contento se noi affrontiamo le questioni del merito, perché il disastro del governo Schifani si è tradotto sul sistema della sanità. Cioè la professoressa Gallo, dopo i mesi e mesi di ritardo, e dico, di queste cose dobbiamo parlare, del ragazzo curato con lo scatolo di cartone a patti e per quel caso ha pagato l'assessore Volo, per gli scandali che hanno riguardato Cuffaro hanno pagato gli assessori della Democrazia Cristiana, ma il turno di Schifani qual è? Cioè è evidente che c'è sul sistema della sanità che il ventre molle della politica siciliana, e qua non c'entrano i voti segreti, le divisioni della maggioranza, l'atteggiamento dell'opposizione, di fronte al nulla sul sistema sanità in Sicilia, nonostante le cospicue risorse a disposizione, perché la metà del governo, del bilancio della regione è destinato al sistema, alle spese sanitarie. Di cosa stiamo parlando? Noi sul merito ci dobbiamo confrontare, e sul merito, mentre i siciliani aspettano per un anno e mezzo per una colonoscopia, 12 ore al pronto soccorso, il manager che si doveva occupare di migliorare le liste d'attesa o i pronto soccorso in Sicilia incontrava il capomafia di Favara. Questo è il disastro della sanità, e noi per questo chiediamo le dimissioni di Schifani, perché non è in condizioni di altro che Messina dice noi vorremmo rientrare. Andrea, secondo me il tema è che tutti per senso di responsabilità dovremmo dire a Schifani che non è stato in grado di amministrare, ed è giusto che i siciliani si scelgono un nuovo governo, il centrodestra legittimamente farà le sue scelte sulla candidatura, ma ci confrontiamo sui problemi. Il tema non è più perché la situazione è talmente compromessa e pregiudicata per cui non c'è più, a nostro giudizio, non ci sono più le condizioni per continuare a dare credibilità al governo Schifani. Pubblicità. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione, dobbiamo essere rapidissimi. Allora c'è un tema, perché c'è qui con noi, diciamo nella sua ex funzione di assessore regionale agli enti locali, Andrea Messina. Siccome si è dibattuto anche su questo tema, Messina, io le faccio vedere la protesta dei sindaci che contro la legge, stiamo parlando di sindaci di piccoli comuni, quindi quelli sotto i 15.000 abitanti, vogliono ricandidarsi per il terzo mandato, e lo faranno, dicono loro, contro la legge. Guardate in questo servizio che ha raccolto Simona Mazzoni. Hanno ragione. Non riesco a capire perché un deputato possa candidarsi 10, 12, 15 volte e un sindaco invece non possa ricandidarsi e dire al popolo ho fatto bene o ho fatto male. Sindaci sul piede di guerra in Sicilia. Sono gli amministratori dei piccoli comuni che, terminato il secondo mandato, speravano di potersi ricandidare. Ma il loro sogno è stato infranto dalla legge elettorale siciliana e dal voto dei parlamentari, che non ha fatto passare la proposta. Circa un mese fa l'ARS ha infatti bocciato la norma che toglieva il limite di 2 mandati nei paesi sotto i 15.000 abitanti. Poi però il colpo di scena. Pochi giorni fa arriva una sentenza della Consulta che va in direzione opposta. Avevamo accettato questa votazione. Peccato che poi il 19 di febbraio è uscita una sentenza della Corte Costituzionale e dice che è anticostituzionale, tra le altre cose in una regione anch'essa a statuto speciale, quella che è la riduzione del diritto dell'elettore e del candidato a poter fare qualcosa in maniera diversa rispetto alla legge nazionale. La possibilità di candidarsi è attiva, la possibilità di candidarsi è reale e la giustizia accetterà
la nostra candidatura. Un decreto legge del 2024 innalza da 2 a 3 mandati il limite di permanenza del sindaco dei comuni che hanno tra 5.000 e 15.000 abitanti e elimina ogni limite di mandato per quelli sotto i 5.000 abitanti. Diverso in Sicilia rispetto al resto d'Italia, colpa dell'autonomia e della competenza regionale sugli enti locali. E quando la proposta di adeguarsi al resto d'Italia è approdata all'ARS, per ben 2 volte è stata bocciata. I sindaci siciliani dei comuni fino a 15.000 abitanti non sono di serie B. Hanno diritto, al pari di tutti gli altri sindaci delle altre regioni d'Italia, a potersi candidare alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Alla prossima tornata elettorale primaverile sull'isola sono 7 i sindaci di comuni sotto i 15.000 abitanti che si troveranno a ultimare i 2 mandati. Alcuni di loro proprio non ci stanno e hanno deciso, in base alla sentenza della consulta, di candidarsi comunque. Auspico che a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale l'Assemblea regionale siciliana abbia un sussulto di dignità e recepisca nel più breve tempo possibile la norma che consente ai cittadini di poter scegliere con il voto liberamente da chi intendono essere rappresentati. Le elezioni del sindaco sono le più belle in assoluto. Allora, Andrea Messina. Hanno tutto il diritto, soprattutto adesso che c'è una norma nazionale che lo prevede. Io ricordo che già l'anno scorso, quando la norma nazionale era stata approvata, avevo portato già in aula la proposta di legge. Purtroppo anche quella volta, insieme a un pacchetto di leggi sugli enti locali, l'aula subito la respinse. Si era riprovato quest'anno col disegno di legge enti locali, è stata bocciata di nuovo questa norma. In effetti, diciamo la verità, non è semplice in questo momento trovare soluzione. Sappiamo benissimo che la norma nazionale lo prevede. La consulta con quella sentenza che riguarda la regione Val d'Aosta, ma che comunque riguarda proprio il limite ai mandati dei sindaci, aveva detto di uniformarsi. Però purtroppo in questo momento lo statuto autonomo della regione Sicilia anch'esso è una legge costituzionale e quindi ovviamente ha la sua valenza. I sindaci possono anche provare a candidarsi, però sappiamo bene che la commissione elettorale al momento che valuterà le candidature li escluderà dalla competizione. Quindi non si andrà neanche ad elezione. Dice. Dopodiché il rischio è che chiederanno sospensiva al giudice, addirittura sentivo qualche giurista che c'è anche ovviamente la confusione se rivolgersi al TAR o al giudice ordinario, perché chiaramente si tratta di una eventuale lesione di un diritto soggettivo e chiaramente non si ha certezza che si possa ottenere una sospensiva, quindi eventualmente si dovrà chiedere la illegittimità alla Corte Costituzionale, chiaramente, ma senza sospensiva nell'immediato non cambierà nulla. Da un punto di vista politico posso dire che sicuramente la Regione, quantomeno dopo l'estate a settembre, onde evitare che il prossimo anno si ripeta nuovamente questo problema, dovrà mettere mano alla norma e dovrà recepire anche in Sicilia ovviamente quello che oggi fuori dalla Sicilia a Reggio Calabria è possibile fare, e quindi non è giusto che i cittadini siciliani ma anche gli amministratori siciliani non abbiano le pari opportunità degli altri colleghi o degli altri cittadini fuori dalla Sicilia. Stanchelli, abbiamo veramente... Ma cosa vuole che dica? Hanno ragione i sindaci, in tutta Italia si può fare, in Sicilia no, non vedo per quale motivo, e la Corte Costituzionale lo ha detto, e questo è uno dei motivi per cui la gente poi non va a votare, lo dicevamo poco fa. Alcuni si arrogano il diritto a scrutinio segreto di votare contro una norma che è una norma di libertà e una norma di giustizia, e purtroppo questi sono gli errori gravissimi della classe politica in genere, né centrodestra né centrosinistra. Barbagallo, chiusura. È un pasticcio quanto una casa. Certo una riflessione sul statuto e sull'autonomia in alcune materie va fatta, perché l'organizzazione degli enti locali nel 2026 che debba essere autonoma rispetto al resto d'Italia, cioè non ci sono più le motivazioni c'erano 70 anni fa, oggi non ci sono più. Quindi credo che sia più semplice ogni volta sull'organizzazione degli enti locali rifarci alla normativa nazionale. Io, a onor del vero, secondo me
il clima in aula è deteriorato completamente quando la Presidenza ha deciso di fissarla a ridosso della scadenza dei comizi elettorali. Quello secondo me è stato un errore che ha innervosito i parlamentari, sono spaccati tutti i gruppi, anche quelli di opposizione. Certamente è stato un ingrediente che non serviva. Allora dobbiamo andare, Sergio, in un tweet, quelli che usi tu per fare questa comunicazione. Tutto il contesto della specialissima regione siciliana, non voglio arrivare ora ai livelli di Calenda che ne chiede il commissariamento, però giustamente Stancanelli, anche Barbagallo parla del problema del partito del non voto, degli astensioni, di cui ho fatto parte, peraltro faccio outing per un paio di anni. Che dire però di quelli che votano, perché i siciliani sembrano essere autonomi da tutto tranne che da se stessi. Allora, Sergio Scanduro, ovviamente, prima di essere esperto di militari, arti militari, eccetera, era un ottimo cronista parlamentare. Io l'ho conosciuto come cronista parlamentare, per questo conosce le dinamiche. Totò, benvenuto! Hai visto che bel sabato? Buonasera. Ho fatto preoccupare un po' con i droni, con la guerra, con la petroliera, che non te ne frega niente a te. Vai. Allora, raccontiamo la settimana. No, la settimana, vai. Con le vignette. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Intanto è morto Umberto Bossi. È morto Umberto Bossi. Addio Umberto Bossi, hanno fatto la bara apposta, ce l'ho duro e questo rimane. È un pezzo duro. di storia della Repubblica Italiana, per quanto chiacchierato, insomma, Parli del battute, che pezzo? controverse, insomma, però. Andiamo avanti, poi. Andiamo avanti. È entrata oggi la primavera. E piove però. E c'è una tartaruga dice: se un ombrello, fungo. Fungo, fa l'ombrello, Stancanelli ride. Andiamo avanti. Poi, domani Ecco qua si il vota, referendum. domani si vota, sì, no, Due sì, A no. si dice: voti no? Sì. No, sì, no. Sì, sì, no. Ah, no, sì. Ah, sì, no. Vabbè. Quindi no, sì. Vabbè. No, sì, no. Vabbè, insomma, nell'ignoranza fate il vostro meglio. Fate il vostro meglio, insomma, quanto meno andate a votare. Si vota domenica e lunedì fino alle 15. Poi Catania non è diventata capitale Abbiamo della parlato di cultura questo. non è diventata, peccato, è nel diventata ancora. 2028. Insomma, Catania non è capitale della cultura, ma noi non ci arrendiamo e tiriamo dritto. E però gli fregano, insomma. Signor Unirodi, certo. No, di certo, andiamo. Totò. Totò. Ecco. Abbiamo un'altra? No, non lo so. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora Totò, grazie anche a te. Siamo veramente oggi in ritardissimo. Grazie anche a te, buon fine settimana anche a te. Ci vediamo alla prossima. Vi ricordo, prima di salutarvi tutti, che la prossima settimana ci sarà in diretta la partita del Catania, quindi noi andremo subito dopo in diretta la partita del Catania, quindi il nostro appuntamento sarà posticipato di qualche ora, giusto il tempo della partita. Grazie a Sergio Scandurra, collega di Radio Radicale. Grazie all'onorevole Anthony Barbagallo, all'onorevole Raffaele Stancanelli e all'onorevole Andrea Messina. Grazie ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.